Dopo il tassista eroe che nei giorni scorsi a Padova salvò la vita a un cliente con un arresto cardiaco in atto, la storia si ripete a gran torto. È stato infatti determinante l'intervento del consigliere comunale Alberto Carraro, dopo che un uomo di 70 anni ha perso i sensi proprio davanti al municipio dove si trovava Alberto. L'anziano è stato colto da un arresto cardiaco mentre era in sella alla sua bicicletta. Dopo che alcune dipendenti hanno lanciato l'allarme, Carraro è corso in suo aiuto. Quando mi sono accorto della gravità ho cominciato subito il massaggio cardiaco, poi ho visto che un operatore della polizia provinciale, che tra l'altro anche loro erano dai carabinieri forestali, era già in contatto con il 118, ho parlato con l'operatore della centrale del 118, gli ho detto qual era la situazione, insomma che il paziente era praticamente incosciente e stavamo facendo l'RCP. Nel momento in cui poi ho posizionato il defibrillatore semiautomatico, mi ha detto che il ritmo non era defibrillabile, dunque ho capito che era un arresto cardiaco. Fortuna ha voluto che Alberto, oltre a far parte dell'amministrazione comunale, da oltre 25 anni è anche un autista e soccorritore del 118, quindi con una lunga esperienza alle spalle che gli ha permesso di gestire la situazione. Ho continuato la rianimazione finché è arrivata la prima ambulanza, che è l'ambulanza infermierizzata di Piazzola, che con l'infermiere poi è sceso, ha intubato il paziente, abbiamo continuato le manovre di rianimazione, abbiamo messo anche il Lucas, che è un macchinario che serve per fare il massaggio cardiaco esterno, liberando gli operatori in modo che siano pronti a fare qualcos'altro. Nello stesso momento che abbiamo fatto questo è arrivata l'ambulanza medicalizzata di Cittadella, che ha preso in carico il paziente, l'hanno caricato in ambulanza e hanno continuato tutte le procedure del caso. Una tragedia scampata grazie alla preparazione del cinquantenne che ora chiede che chiunque sia formato per intervenire in emergenze del genere. Più gente è formata, meno sono le probabilità che il paziente non ce la possa fare, perché l'importante in questi casi è agire tempestivamente, sapendo quello che si deve fare, e la cosa più importante è il massaggio cardiaco. Il massaggio cardiaco è la cosa che fa la differenza in questi casi.